Saluti a tutti e bentornati a una puntata nuova de Recetas Anticas. Oggi siamo in Gaddura, siamo in su sarto de Terranova, de Olbia e poi andai a questionare con Maria Antonietta Mazzone e dei Recetas Anticas suas. Non si da verdaisi. Saluti a tutti, ben agattaus e bentornati a una puntata nuova de Recetas Anticas. Siamo sempre in Gaddura, siamo sempre in pari con Maria Antonietta Mazzone. Saluti Maria Antonietta. Saluti. Come andaus? Andiamo bene. Forma sei, bella sì, dia. Ben in meta. E ta cucinare, su Noi facciamo una cosa che è semplice ma sempre ona e sempre di moda. Vedo che siamo in Terranova, che abbiamo un piatto che è proprio legato a Terranova ed è su polpo. Come su polpo si fa in medesima maniera, però questo è su modo di fare tradizionale. Su nomini della ricetta caliesti. Polpo e scialata. Polpo e scialata. Una cosa che viene da Terranova non si può bandare che non assaggiare, per esempio, è su panino in polpo, anzi in Terranova è panino a polpo. Non è manco in italiano, non è scritto, però per rendersi idea a me mi piace di narrare come l'hanno sempre nato su che ha dato fino a questo, come narrare tradizione, no? A questo piatto. Santo se usa accanto a Maria e fai su pisci. Zatru su ingredienti si califunti. Tutti gli altri ingredienti appunto questa è una cosa meda semplice. Su polpo viene intanto udito, quindi il sabba, e poi viene condito che ozzu, azzu, si specchia, azziche e limone e petrosimula. Va bene, e biovoro... Questo ne poniamo su un cantito quando usiamo il budente, sappio. Santo, gli ingredienti principali della ricetta, tanto è su proprio, che Pietro Mereu è andato a piccare una bottega di pesci in noi di Terranova. Tanto Dore, tu de cantannos tu fai questo traballo de ben de pesci? Come siamo intorno ai 30 e 40 anni. Fai in tutto? Fai su pesca, sì. Prima lavoravo con zio mio e poi su 90 gimbe mi stacchesi proprio da zio mio e feci una cosa proprio con tu mio. Iniziato con una cosa minore, poi grazie a Dio vado su travaglio, non vado conosco su mestieri. Nos aiuto a fare insomma qualche cosa di più importante. La Sardegna è sempre stata connota, poi è un'isola fatta da pastorisi e tanto sta gente in proschetto pappa da pessa Narauso, però Narauso negli ultimi 50-60 anni c'è stato molta gente ha conosciuto su pesci, perché per esempio in questa zona di Arbax per il Golfo Arancio fu tipo un sesus e è stata fatta da persone di altro luogo. Come è cambiato secondo te negli ultimi 50 anni il consumo del suo pesce in Sardegna e secondo te come è questa situazione di quanto pesci cesti, come è il suo futuro di questo traballo? Ma su pesca come dai metà anni come più sconnoto ma un maggiore consumo rispetto a Susanno in dai seguiti un pago perché cresci da è un periodo della zona nostra, insomma Gallura, nonché anche Campidano, eccetera, e cresci in una maniera meda importante, che eres con questo ristorante, albergo, con un richiamo degli enti sempre, insomma, dai parte dell'Europa, da parte del mondo. Quindi battiano a gusto piacere delle manicare bische dai luoghi in soro, quindi questo ha fatto sì che ha aumentato un attimino sul consumo delle subische. Sento, usare sul tempo come un bago con maniera non troppo perfetta, ma con maniera roccambolesca, non siamo autodistruendo con questa cosa, perché magari non rispettiamo appieno so che sono regole, sono leggi che devono mantenere, le gare biscala. E quindi insomma, in più diverso il barca che arrivano, su che è sempre un vago in fase calante e scalendo un vago su quantità di prodotto, su bisca, insomma è un vago andando sempre peggiorando.
Narausu che sul programma che per noi siamo tutte ricette antiche e questa cosa che narrò sempre è che questa materia prima è la cosa più importante. Poi fai una ricetta buona, c'è una qualità di arte di pesci e poi tornare che in Sardegna te sono dei pesci più buoni del mondo. Poi quando sono andato in Sud America poi a Paracosta ma non foti manco lontanamente avvicino di una ragosta che potesse essere Sardegna. Poi secondo te tienes una qualità di arte dei pesci, del suo pescao di Sardegna? Ramos che questo è un po' la mano della madre natura, mettiamo su un mare pulito, un mare noi bisogna scorrente, se la posizione geografica non gira la scorrente esatto. Quindi puliti continuamente? Questo credo che sia oltre a questa è una posizione che usa la madre natura e quindi io siamo confermo che siamo su mare più pulito attualmente creo in suo mondo. Solo che a noi c'è questo problema che si sta callentando sabba e tanto probabilmente una parecchi anni fa di Scozia sono morta, poi la temperatura di sabba fu andando in alto e poi questa cosa delle specie che non sono di questa zona del Mediterraneo che arrivano da vorasa come il granchio blu che fu distruggendo tutto un pago. Come è mossa la situazione di questa zona? Su fatto, stiamo parlando di Scozia, che lo facciamo nel Golfo di Olbia. Naturalmente che può sempre succedere con questo anno un evento meteorologico diverso e questo purtroppo ha da esistere sempre, perché quando pagano questa temperatura succede di pagare una volta da anno, per fortuna. Però ogni tanto succede sul fatto che alzano questa temperatura e siamo entrano nel Golfo. Le conseguenze se non si aiutano un colpo di vento tedesco maestrale sul caso del Golfo di Olbia di pulire rene, di rinfrescare sabba, se questo poi non succede che per un mese continua a bene il vento di mare, di Sciarocco, che spinge verso il Golfo di Olbia, tiene sabba sempre a udire quindi questo causa appunto questa moria, si parliamo di cozze. In più sappiamo che il Golfo di Olbia ha aumentato il traffico delle navi in una maniera un po' importante. Insomma, tutte queste circostanze hanno cambiato l'habitat degli animali, sì, certo. Ma secondo te in questo momento di cosa consigliato uno giovane che vai su pescatori? È ancora conveniente fare su pescatori oggi? Beh, io sono un promotore affinché sono giovane non abbandonano mai questo perché che non moriti. Bene o male ancora è uno di questi mestieri se tu hai ganas di lavorare non scriva che sei ormai però vivi e vive bene veramente questo secondo me soprattutto con sono giovane io parto a promuovere appunto sul fatto che non abbandonano su mare però ne sia che a Golfaranci come hanno fatto una sorta di appunto come tenere cooperativa? No, un'associazione noi solvezzo pescatori riunono e imparano a questo spingere questo giovane affinché non abbandonano insomma il mestiere del mare perché è vero tutto sì però le cose si può sempre o le tecnologie sono pure cambiate hanno a disposizione strumenti che secondo me uno che ha gana un po' ma come tutto il travaglio e passione per sumare può bene può stare certo poi una cosa che sei giovane devi sapere comprendere che sul mestiere è cambiare che tu fai questa conca di uno che viaggia che comprendi cambia da avere il suo traballo certo. Tanto potevo incominciare, Maria Antonietta? Sì, potremmo andare direttamente all'uovere. Vedete bello? Bello. Dai? Quanto punti? 3, 4? 3. Oh, Maria Antonietta, tanto tocca preparare un vago di vragos, di sapori, Sì. Contiamo noi adesso una ricetta semplice, quindi cominciamo
preparando l'esazzu, che basta delubulire a zigheddu, perché le leare sa carena che non osservi. Se ho cucinando, tu fai una ricetta po' canto, po' 4, po' 5. Beh, tanto su pulpu ha tanto spregio ma un difetto umano, che da un pulpo umano, poi canto luogo quindi si paghissimo. Quindi questo sono tre spulposo, si lo faghimus che una bagnanghere nuda, che una bagnanghere spattato, che una bagnanghere rolia, che una bagnanghere nuda, no, è medissimo, quindi a musannare schivro batto in bevessone, però un antipasto anda bene. Oppure se vogliamo fare un piatto, ecco, un piatto medauro che su pulpo è sui spaghetti, che su pulpo. Quindi lo va che il fruttare dei pius su pulpo è caro e rende pago, però è un sapore veramente... Ma narrami una cosa, tu sei urdusoina, sanno tu sei di un luogo del monte in Areu, su 800 metri, su questi... Poi sei di un pago in Terrano e hai imparato a cucinare su pesce, pure che ti ha più d'Olimpia, insomma, sei brava. Tanto, quando noi da quando io sono minore, a narrare, su pesca è sempre arrivato, venisse al Viddas. Oggi Canavura avevi su pesca, infatti l'abitudine della famiglia, al figlio di su Canavura, è una questione così religiosa, una cosa arrestata dalle antichità, finché su Canavura non si mangiava a petta e quindi in tottua praticamente mangiava a pische, quindi minestrone e pische poteva. Ma questa è una cosa moderna, io so ezza, ma non di ezza del tempo passato, insomma, 60 anni fa che fidi una cosa difficile da accattare su pische sempre, come ho accattato un zidie in tuttue. Ma Burduso arribanta i Burduso poi ha una cosa particolare, come abbiamo nato venisse esatta la spuntata, e da Burduso ne ha una prosata della sumanza, a tiana tramunare su bestiamine che con la iasierro in nove. Quindi su pische comunque lo conosciamo, fino a sì, dobbiamo narrare che in Sardegna noi abbiamo più su una cucina che è fatta di cose che non da sta terra e non su mare. Su pescatori sono fin pagos e su pische che si piscaia da vidi a musannare su cucinare da pesce povero in italiano. Più spago, questo pische insomma più licchitos che accattiamo scomo. Poi sa zona del mare, certo, su pescatori accattiamo un pago di tutto, ma in salvidda non rischiano manco cucinare, non fine più abituato a mancare a su pische dei suriu, no? Una ambida, infatti le persone anziane su pische che a maiande più fin custo, so pure una saldina, un bische de friere, oppure su pulpo, questa cosa al voi. Però questo spesso è che noi andiamo al fine se vieni più spago abituati. Ma con su pesce come ti hai imparato? Ma noi sì, abbiamo sempre, tanto babbo mio è nascido in Terranoa, è vivito in Terranoa fino a solo 23 anni e poi si è trasferito a Urdusoino a Belto un'impresa. E quindi abbiamo sempre appido su un contatto diretto che in Terranoa. Devo dire che hai una tia che viveva di Noghe, bravissima cucinetta, una ragazza a Ziromina, che in Noghe vedi connota abbastanza come te. Tenacca prima Terranoa vedi una edizzola comunque, non vedi una città di manna come te scomo e di Aia come te scomo. E sai a sumare viveva in una come beste sul lungomare, su bello, in cui prima praticamente abbiamo fatto una stasi spiaggia, se noi come bisogno saldomo spopolare, e solvessia a arsellare a cue, colliana e poi cucinaian, quindi vi metta brava cucinando sia su pische sia sa cosa a musannare de terra come te de sa cucina. Quindi noi siamo sempre a pensare che mamma mia, e quando vai a sta sprovvista, oltre a fare questa provvista come te vizza de pastore de casu, de sa stittichedda, su volco che si varia sempre a un anno, noi facciamo questa provvista della scozza a sottuzzo, che come non fai più niente. E inoltre invece la scozza a sottuzzo finisce con, ti si può dire, una cosa che non si famiglia si varia, è ceremoniata, sì. In modo che andare a ribasa con questo traghetto, insomma, del supporto, si binti pure i allevamenti e tutto quanto, ma sta realtà di questa pesca del Ranoa, insomma, tu uno pago da conosci, come te piazza, i pescatori, i punti in metas. Ma non medesimo, è una come una coltivazione di questa cosa più male, ecco, io mi metto la coltivazione delle scozze antiche, che vedo una cosa bellissima di idere ventacchi comodi ad essere un'ars poetica.
Proite sa coltivazione se vini ideas questo ramoso che variana sa zeltica schimpittana pro vaghere pro quando sta salsita oppure questa schimpittana pro salvinza, no? Dell'inna. Quindi diasa questo il filare se lunghissimo dell'inna e ora che è una cosa meda bella e poetica. Come invece se questa scola di plastica Fiattotto dell'inna in sangue. prima vin dell'inna, un lasamento dell'inna da minoredda che ti dà una gusta proprio filare, secondo te potete su filare da sainza, questo filare de cozza. E quindi una cosa meda bella, poetica. E invece la plastica ovviamente non Questa è plastica mi ha hai. tirato tutta questa poesia, andare. Tanto Mario Antonio è uno spettacolo questo gruppo, bello di Atero, da Dubiri, a Icipuro. In molta vais. Come lo dobbiamo scondire, però che lo dobbiamo stornare a sabasua, che lo lasciamo frittare a sabasua. Però intende se noi siamo sposti tutte le spulpole mannissimo e Ci metti la rosa nuda, già la rosa nuda, sì. Come che lo sponiamo in sabba, lo facciamo frittare, poi li poniamo sotto su condimento che abbiamo il nato. Va bene. Oh, Maria Antonia, sul gruppo devo piccare, devo cotto e poi E mo da stauso. sta stauso. Va bene. Come siamo andados? Mordi, bello cotto bene, Si intende tutto sul nusto? si intenditi. Brava Meda, Grazie. poi preparo bene tutto, gli chiedi bene con super due semini sul limone, brava. Grazie, E grazie. poi Meda. ti de più fai? Sempre pesci? Come faremo sempre un altro piatto a base di pesche e si narra panafittas. Panafittas. Anda bene. Affittas. Affittas. Anda bene, iniziando su preparato su panafittas. In Sardegna noi su pesci non devo sconnotto sempre per lo spago di questa cosa. Noi siamo un popolo della parola di pessa, non dei pesci. Commenti, tu dici in Castello, quello chi piscano appunto, o genovese di origine siciliano, o calabrese, o napoletano, Dio so gli astrino, in gli astra, arbata che si è fatta da Ponzese, appunto dell'isola di Ponza, poi tanoso, però ho visto commenti a trattato su pesci Maria Antonietta che è una femmina ai monti, poi te devo so, però ad imparare bene a conoscere questa cosa. Una cosa che da 50-60 anni per i nostri sardi ho imparato a papà su pesci. Una cosa, le tradizioni antiche della cucina dei pesci sardi, appunto, in mezzo prospago di cucina di pessa. Come a spoto di birri tu sei castellaio e per in castello c'è una tradizione ma vonti mutuata di altro locus. Sì, sì, staici. Però una cosa che si appillo in questa spuntata con Maria Antonietta, a parte questa cosa dei giovani e delle tradizioni, pure questa cosa di arrennesci è una cosa che a ricetta antica si appillo sempre. E stannai su pappai giusto, in suo momento giusto, e comprendo che è una cosa che Bali può vincere con suo pesce, ma uno non ci pensa. Sì, ma poi tu dubbi, cioè, no, quando noi andiamo di questi cucineri che lavorano con noi, è gente che comunque, è tutta gente che si sforza a riscoprire a ricette antiche e a papà questa cosa giusta in suo periodo giusto, poi ti fai bene in quel periodo. Ti sono legato con Franca per Intalana che andavo su Sarbarau, su Sparau si pappata in quel periodo preciso, poi in quel periodo su corpo su e finendo Sierro comincia da su Berano e si depiti depurai e tanto secondo me questa cosa è giusta e tanto questa trasmissione potete aiutare per questa gente a comprendere questa cosa che per i ristoranti tu dubbi, in ristoranti
in calincuno luogo tu da gatta, la gente che comunque cambia sempre su menù, ma ci monta il ristorante si chiede sierra assistati, non ti cambia mai su menù e tenti sempre questa stessa cosa, ma non può di essere possibile, io non posso appare grigliata mista o grigliata de verduras de gennaio a dicembre, dopo va questa cosa di stagione, comprende? Tutto cose uguali, patate fritte che vanno surgelate, corcorichetto e perdingiane che vanno surgelate. E tanto, secondo me, questa cosa deve essere una cosa, può imparare la gente questa cosa. Sì. De che va a questa cosa giusta sul momento giusto. È importante, questa Sì, stagionalità, durante tutto. E questa cosa del suo tempo sa parre mio in questa spuntata, secondo Marintonetta, e si appillo pure che fai a pappai bene, a pappai mellusu, a cucinare a ricette antiche, in domo pure, un pago tempo, Sì. ingredienti sanus, insomma è una cosa che si può rifare. Ma per io, mi dar bosta con questa compagnia mia, andavo a piegare sul barau e si tu cucinavo, dopo con i sosi, è una cosa sana, buona e fai bene. Oh, tanto Maria Antonella, bella mesa di aderusu, sciacquamano de colorisi. Sa ricetta è gli ingredienti principali è sempre il suo pesce, i calamarusu, e gli altri ingredienti si califunti. Tanto, gli altri ingredienti lo vediamo tutti sulla banca. Questo è il pane, poi naturalmente tutto sul nusco che impittiamo su, azu, spettia, pedrosimola che noi già Già hai pronto, fatto. sozu di olia, si scalzoffa, questa è una cosa di stagione, pedrosimola, limone, pumata zicca, a zico che buddita no, e za che la mugiaida già segata. Va bene. Intanto sono in carreraus, potete cominciare. Possiamo cominciare. Tanto, la prima cosa che abbiamo fatto è questa adesso pulito di scalzoffa e l'abbiamo sposta che anziché abbia il limone in maniera che non diventi niente e che resta un vago morbida. Come l'altra cosa che dobbiamo fare immediatamente è desegare su calamari e lo ponnere a covere. Tanto fai Cominciamo questa cosa. Questa ricetta è un dei pesci. Però su nomini si donnerà su pani a fittas. Abbiamo fatto una ricetta che è un misto tra una ricetta antica e una cosa moderna. Tanto la ricetta antica è che su pane, poi in Sardegna abbiamo tantissima qualità del pane, ogni andata un Questo numero... bonai i tapani esti. Tanto, questo è su zicchi, ed è un pane tipico bonorvese. Però, questa ricetta che io so fattendo, la paghiamo in un pane che si fa che è da mia, che ormai praticamente non fa più né una, che si narra pane in pannos. Prima si narra pane in pannos, che una volta che è da fatta la roda, questa roda che è passata su burro, però non devi alleare punta di cottura, quindi si sta pure semplicemente che devi essere caintato, poi ogato e carrazzato in questo spannos e bessiato un pane che si assemizza ad un pane su zicchi, quindi che in una parte hai liscia e una parte che resta a zicchi di spugnosa. Questo di misura come te, è tipo... Non ne hai, manno. E quindi si va anche in questo pane, che in questo pane, che è un pane particolare, che ne ha fatto per uso affidoso e ne ha fatto per al momento dell'esame, che ha un pane adatto per fare la suppa. Uno dei suoi piatti che si va chiara, che su pane in panno, su pane udito, segata a fitta, quindi pistu, come abbiamo fatto in cue, cotto che sabba e poi biboniana burro che hai su burro oppure su, come intendinara, su burro che hai rificcato, non metto come su nome, come intendini chiamato. E fino una minestra che accompagna da sera. Questo è bello tostato, è grosso puro. Sì, infatti questo pane, una volta che noi lo cuochiamo, quando comprendiamo che scotto, che è diventato come una pasta, quando si arricciolata, quindi che è pronto per essere manicato in questo modo, sia che lo facciamo a minestra, sia come facciamo oggi, che lo facciamo a maccarronino. Noi che oggi questa ricetta la usiamo come si usa a denarre oggi in novembre, quindi impittiamo questo pane come se sia una pasta, lo facciamo come una pasta e poi lo condiamo su polpo
e che si scalzoffa. Su calamaro. Scusami, che sta u calamari e che si scalzoffa. Quindi diventa una cosa, insomma, più moderna, poi ne rifinito che ne zico del limone, insomma, una cosa un po' licchitta, ecco. E però poi più sempre moderna. una ricetta, noi sempre accappiata a stagioni, sanno su cancioffa, cancioffa Sì. pure è una cosa, una verdura protagonista in Stagionale, stagionale. Come quasi a usare si scalzoffa come queste ultima volta, però questa film da tenera, vidi evidentemente insomma ancora è ancora bella, ecco. La mustotusierro, si scalzoffa comincia ma comincia a fesso dicembre, frori. esatto, e finiti come dai. Quindi tutto di stagione. Però mi piace fare questo piatto che è stato un piatto appunto come abbiamo nato, che è legato a questa tradizione, però è adattato per un gusto un po' più moderno, ecco. Poi come noi possiamo spondere su calamari, ma possiamo spondere tendisco in sautunzo, possiamo spondere su cucumeddu, si può fare intanto, si presta davvero a fare in meda modo, e sempre mantenendo comunque come punto importante una cosa, però, una cosa fatta sul territorio, quindi su pane, che è una cosa di picca nostra, insomma, gli schimus in Sardegna, poi pane andiamo a bere di tantissime scalidade e un zida sa sua. Su pane di Savesta, su pane di Scoias, su pane insomma Sì. Questione di modernità, su calamaro pure si usa abituato a dubire in areo già pronto, congelato e su questione di un'altra calirare come abbiamo un'altra volta, sia progressi sia cosa, sia che si tratta di cosa che riguarda la natura, quindi la terra, sia che riguarda il suo mare, tutto ad una stagionalità e tutto deve essere impittato il suo periodo che è giusto dell'uleare. I giovani, supponai, commenti quali potrebbe essere sacrai, per una parte manca che funzionano con qualcuno papà o no, già che i ristoranti do proponenti, però poi ci vai a costare i giovani a questa cucina tradizionale, perché a Savini poi non ci perdi cosa, se l'elemento del fondamento punti i giovani, tu come ti da pesi questa cosa, che li puoi ridere, si può rifare in areuso? Dipende sempre da famiglia da noi, secondo me. Uno po' da esa, come ti potremmo narrare, dai suo carattere di ognuno, a chi è piace no? Di sperimentare, di conoscere questa tradizione, di essere curioso, questa curiosità ha sempre accompagnato comunque il giovane. E da esattera però funziona a me da sul fatto di vivere in una famiglia e noi ancora, magari che innanzitutto ormai travagliamo, su tempo più spago, ecco, dedicare su tempo che è necessario, e che poi è il suo fondamento appunto della longevità, dedicare un po' di tempo a queste cose che noi ci manichiamo e che prepariamo. Che non è necessario. Questa famiglia e poi questa cosa arriva alla quindi uno chiede queste cose in famiglia, poi diviene naturale della storia da fare. Come te quando, non dico, tu sei stato studente, no? Fino a caso sei stato in nuovo, ha sempre cucinato mamma, andata all'università e taccata chi ha il desiderio di una cosa e quindi telefonata a mamma, come ti si fa questa cosa, no? Sì, sempre va. Però cala il vita a vagare. Se invece in una famiglia, purtroppo come sempre più persone, si comprano questa cosa già pronta, già fatta, e non hanno su segno di questa determinata die. Che prima ogni cosa, a parte manico che si va a donze die, sa cosa de die notida, fin fatta precisa in tuttue, no? E a livello istituzionale in Areuso a Parridus attenzioni, è una cosa che paga, la regione Sardegna paghissima attenzione. Paghissima attenzione. Per esempio, la Sicilia ha istituito un registro che si chiama REI, il registro dell'eredità immateriali, e noi tutte queste cose che appartengono a questa popolazione, a questa regione, vengono puntualmente descritte, e quindi esiste chi questa determinata cosa è su una papà cosa. e puru andrà in tutte queste eredità immateriali, quindi banda a tutto, come ti deve essere giusto 29 dell'aere. Sanno usasi fatto un areo da tancheddus. Noi siamo in dai segusu. Moi su calamare fatto a tancheddus.
come l'abbiamo preparato, e potremo andare a cogliere sia su calamari sia su scalzofa, che hanno In due pari? scotture separate, no? Poi e in unità poi. Anda bene, aiuto. Maria Antonietta, iniziando su, sta cosa è troppo bella. Abbiamo tocchetto finale, abbiamo Paco finito. de Ollu, Appena. io ho cominciato da una mesa E tutto prena de poi- colori, sì. Tocco finale. Saperirari non mi aspettiamo una cosa che ci sia, una cosa che appunto sempre è che sei un artista e Grazie. questo prato de puro. Poi Assaggialo però, me lo deve andare a spogliare. servio ai ci vostro Ah? in su pani, ricordami su nomini. Zicchi. Zicchi. Zicchi da Bonorva. Moi tasto iniziando su. Vai. Poi non si intende su vrago della telecamera, ma è un nus questo, bello. Sì, è un matrimonio resessito, dai. Potremmo narrare. Matrimonio resessito. Scalare in bocca, troppo buono. Bravo. Dai, sono contenta. Mi dispiace di votare deppio saludai. Ti devo dare grazie a Maria Antonietta. Grazie a Tu te, sei stato un grande piacere che riuscissimo a dare qualche ricetta a tutti gli spettatori che ci abitano e che quindi possono avere una ispirazione per fare una cosa nuova. Grazie. Grazie Noi a si tutti. torniamo a bere con una puntata nuova della ricetta antica e alla vai, mi raccomando, non si da perdaisi. Adios. Addio.